Sono Enrico Crapoledda, sono un ingegnere che si occupa di edilizia e la mia azienda si chiama Urbismap. Urbismap è nata come startup innovativa e ha l'ambizione e lo scopo di democratizzare l'accesso all'informazione urbanistica. Quindi noi prendiamo tutti i dati urbanistici, i piani, le mappe, i vincoli e li pubblichiamo sulla nostra piattaforma Urbismap. Sostanzialmente un Google Maps su cui noi pubblichiamo gli strumenti urbanistici e ne diamo libero accesso a tutti. L'idea è nata nel 2015. Nel 2016 decido di partecipare a un bando di Sardegna Ricerche. È il primo bando di Sardegna Ricerche, perché noi abbiamo partecipato a 2 bandi. Il primo è il bando Insight, quindi il bando che permette alle idee di validare il processo di verifica, e quindi se l'idea è buona poi si può trasformare in un business. Questo primo bando è andato a buon fine, quindi da idea l'abbiamo trasformato in azienda. Abbiamo partecipato a un secondo bando che è il voucher startup e questo è stato ottimo perché ci ha dato un buon volano di spinta, quindi ha dato quella massa critica anche in termini di supporto economico affinché un'idea primordiale potesse diventare un'impresa, ma soprattutto avesse quel sostegno per poter crescere in modo un po' più rapido. Il progetto nasce con un focus per i liberi professionisti. In realtà durante i percorsi fatti con Sardegna Ricerche ho scoperto tante cose che non sapevo, compreso il fatto che la stessa necessità ce l'hanno i professionisti all'interno della pubblica amministrazione. L'idea del geoportale gratuito si è estesa quindi non solo alla parte dei professionisti ma anche alla parte della pubblica amministrazione. Questo ci ha permesso di cambiare il modello di business, avere dei rendimenti mediante abbonamenti annuali, soprattutto con la pubblica amministrazione, che ci permette di mantenere una forte base gratuita ai professionisti esterni. Quindi non siamo pazzi, non facciamo le cose gratis, le facciamo però con un modello di business che ci permette di dare accesso a tutta l'informazione che raccogliamo al maggior numero di utenti, di sostenere comunque l'azienda e tutte le persone che ci lavorano adesso internamente in modo sostenibile. Il progetto è cresciuto, sono partito da solo, poi eravamo io, Ilaria e Alberto, adesso siamo io, Ilaria e Alberto e un sacco di altre persone. I risultati che abbiamo ottenuto sono stati ogni anno sempre maggiori, sia in termini di coinvolgimento da parte dell'utente che in termini di fatturato. I primi anni si fatturava poco, ma riuscivamo a incrementarlo tutti gli anni anche in modo importante per noi, quindi il supporto di Sardegna Ricerche ci ha dato la spinta di cui avevamo necessità. Oggi affrontiamo una sfida diversa, siamo diventati lo stato dell'arte come geoportale urbanistico sicuramente in Sardegna, lo stiamo diventando in Italia. Avere il supporto di Sardegna Ricerche sia nella fase primordiale che poi nella fase iniziale come startup innovativa è stato molto molto importante, perché il nostro modello di business, che comprende una forte base gratuita, da solo sarebbe stato difficile da sostenere. Invece in cofinanziamento con la partnership di Sardegna Ricerche mi ha permesso di arrivare a quel punto in cui poi l'azienda, che è stata creata quindi anche col supporto del voucher startup, è riuscita a sostenersi da sola. Ben vengano i progetti Sardegna Ricerche, speriamo che esistano anche strumenti successivi alla fase della startup, perché stiamo crescendo ancora.